Allora, siamo di nuovo insieme, cari telespettatori, stiamo parlando di atti di violenza persecutori, non solo, insomma il famoso bullismo, ma anche il cyberbullismo con i risvolti relativi e di persone che lo subiscono naturalmente. C'è una testimonianza molto importante che ci ha portato qui la Presidente della Fondazione Libra, l'associazione Libra, tutto sommato, di un giovane, si chiama Emanuele. L'epilogo poi ce lo racconta lei, dottoressa. Noi intanto vediamo insieme questa intervista, più che altro questa testimonianza che è molto importante, seguiamola. Ogni persona quando nasce ha un obiettivo, ha un progetto, si dice, no? Chi fa del bene, chi fa del male, comunque poi nella vita si cambia. Io per un bel periodo della mia vita mi sono sentito proprio come se il male, la sofferenza, le ferite che subivo ogni giorno, le delusioni, i pugni, gli schiaffi, gli sputi, gli insulti, tutto quello che mi capitava intorno a me di brutto, me lo meritassi. Certo, mi sono detto anch'io che alla fine era colpa mia, me lo meritavo, insomma. Tutto iniziò alle medie. Io ero un ragazzo molto timido, molto impacciato, molto introverso, un grassottello. Non avevo amici. E si sa che nel mondo dell'adolescenza c'è questa voglia di potere nei confronti degli altri. Io subì bullismo, sono stato vittima di bullismo per 3 anni. Tutto iniziò in prima media, all'inizio con battute sul peso, sul fatto che ero in silenzio, che ero da solo, cioè che non mi calcolava nessuna e nessuno, che a scuola ero sempre distratto, che non riuscivo a fare niente, perché cose come DSA e ADHD per quel periodo lì almeno nella mia scuola non c'erano, non venivano prese in considerazione e in considerazione non ci davano peso. Insomma, se una persona non riusciva a fare una cosa era stupida, non avevo neanche tempo di stare lì a pensare a dargli una mano. Anzi, a volte davano man forte ai bulli. Vi ricorderò sempre, per sempre, me lo ricorderò perché è indelebile dentro di me la scena che ha iniziato l'escalation poi di tutto quello che poi divenne una routine di sofferenze, che come dicevo prima, a parer mio me lo meritavo. Come dicevo, io di stazza fisica ero parecchio grassottello. Era durante l'educazione fisica, stavamo facendo un test tipo per la campestre, il professore poi doveva tirare fuori i migliori che avevano il minor tempo e per metterla poi a gareggiare con le altre classi. I migliori, io non ero migliore di niente, quindi comunque lo feci il test, ero obbligato, diciamo, che se no, anche se sapevo come sarebbe andato a finire. Infatti arrivai ultimo e quando arrivai quasi al traguardo la gente cominciò a ridere perché ero praticamente stremato. Ridevano, facevano battute. Il professore non fece niente. Se ne sto in disparte a guardare il cronometro. Non mi guardò neanche in faccia quando arrivai. Scrisse il tempo sul foglio e ciao. Di solito ero sempre l'ultimo a cambiarmi, appunto perché comunque essendo grassottello e tutto quanto avevo un po' di timore, timidezza, non lo so. Non mi piaceva mettermi a nudo con le persone. E iniziò lì, perché io quel giorno entrai per primo in spogliatoio, perché volevo andarmene. Tremavo, ero in ansia, ero bianco. E il bullo si avvicinò e mi disse, mettendomi il braccio intorno al collo, no?
segno come se fossimo amici. Mi disse: dai, vedo che fai fatica ad allacciarti le scarpe, non è che hai bisogno di mangiare qualcosa, sei bianco, stai tremando, sei sicuro di non aver fatto colazione? Oppure o perché c'hai troppa pancia che non riesci a chinarti troppo a legarti le scarpe? Io in quel momento mi alzai, volevo uscire dalla stanza, dallo spogliatoio, però lui si parò davanti a me, si mise tra me e la porta e cominciò a spingermi, e io mi trovai in un cerchio di spinte perché altri poi si sono alzati e hanno cominciato a spingermi e caddi a terra. E hanno cominciato a picchiarmi, dandomi calci ai fianchi, pugni, schiaffi alla pancia, sputi, insulti. E io non sentivo niente. In quel momento ci fu un vuoto dentro di me. Poi, quando finì tutto quanto, il bullo mi si avvicinò, mi diede un bello schiaffo sulla pancia e mi disse: ah, che stavamo solo scherzando? E andò via. Io ero da solo e mi sono detto: ma Emanuele, tu te lo meriti sta cosa? Cioè, sei grasso, è giusto così. L'odio che provano nei tuoi confronti è una cosa normale, no? Silenzio. Quello fu la cosa più brutta, il silenzio. Il silenzio che comunque anche le altre persone facevano, non solo io, perché io comunque quando tornavo a casa dai miei genitori non parlavo mai. A volte non mangiavo nemmeno, ma non perché dovevo dimagrire, ma perché non avevo voglia. Silenzio, il silenzio che facevano anche gli altri, quando vedevano queste cose non facevano niente. O davano manforte ridendo o si giravano dall'altra parte, perché avevano pietà, pena, non lo so. O non gliene fregava, perché tanto Emanuele è ciccione. Chi è che lo vuole? Sono parole che mi dicevo anch'io. Chi è che ti vorrà mai così? Cosa te le meriti le botte, gli insulti, gli sputi? Quando ti prendono e ti escludono da qualsiasi gruppo? Forse me lo meritavo. Andavo avanti così per 3 anni, per me era diventata una routine. Io arrivai a casa che studiavo, ma sì e no. Ero sempre solo, chiuso nella mia stanza. A volte addirittura era tutto buio. Mi buttavo a letto, non mangiavo, Il silenzio che facevano anche gli insegnanti, che hanno visto tante volte quello che mi facevano. Mi vedevano sempre che entravo a scuola col cappuccio, le cuffiette e lo sguardo sempre basso, come un agnello che sa che deve andare al macello, che sa che dovrà morire per sfamare qualcuno, ma sa che deve soffrire le pene dell'inferno. Io sapevo tutto quanto. Sapevo, sentivo che dentro di me dovevo farlo, cioè era giusto che io soffrissi così tanto. Perché me lo meritavo, perché io non ero nulla. La professoressa, per esempio, un giorno durante la ricreazione il bullo mi tirò giù i pantaloni davanti alla classe, io guardai il pavimento, non piangevo neanche, ma avevo perso tutte le lacrime quando tornavo a casa i primi giorni a piangere perché mi prendevano in giro, mi guardavano male, con quelle occhiatacce lì, con quelle battute che mi minavano proprio l'autostima, che appunto crollò. Quel giorno lì la professoressa, quando entrò, mi vide, non so neanche se mi vide sinceramente perché io ero di spalle, però avevo i pantaloni abbassati. 5 minuti dopo che iniziò la sua lezione, di solito una persona quando vede una cosa del genere si preoccupa, ma per Emanuele, preoccuparsi di Emanuele non c'era da perderci tempo. Infatti la professoressa esordì dicendo: Emanuele, quant'è che ci metti? Allora, sì, si resta senza parole perché è una testimonianza molto toccante questa, cioè veramente è una testimonianza vera, la voglio dire ai nostri telespettatori.
Dottoressa, ci racconti lei l'epilogo, perché il racconto è anche abbastanza lungo e ha tanti risvolti. Ci faccio un po', brutto dire un riassunto, però insomma che cosa ci racconterà, ci avrebbe raccontato Emanuele ancora? Emanuele arriva da noi un anno fa, arriva in fondazione un anno fa e ci chiede di essere un volontario della Fondazione Libra. È maggiorenne adesso? È maggiorenne, sì, assolutamente. Ci chiede di poter portare all'esterno il suo vissuto, vuole rendersi testimonianza e noi l'abbiamo accolta questa sua richiesta. Ci vi ha raccontato il suo passato? Ci ha raccontato il suo passato, ci ha raccontato quello che gli è successo, ma soprattutto quello che poi è stato l'epilogo di quanto vissuto. Emanuele, perché non finisce qui? Non finisce qui, purtroppo no. E Emanuele ci racconta uno spaccato di realtà, quello che può essere un danno che si può avere, un riverbero. Okay? Emanuele ha l'età in seconda media, successivamente a quello che ci ha raccontato, quindi tutti questi episodi che poi ovviamente avvenivano con cadenza quotidiana, quindi immaginate anche il carico, il peso di dover andare ogni giorno a scuola, sapendo di dover incontrare poi quelli che sono i tuoi aggressori fondamentalmente, certo, quelle persone che ti escludono, che ti emarginano. Quando e la famiglia non sapeva nulla? La famiglia non sapeva assolutamente nulla, lui non parla con la famiglia di questo. Un giorno, mentre era fuori da scuola, lo stavano prendendo appunto, lo stavano picchiando, nessuno ovviamente tra i pari è intervenuto, interviene solo un ragazzo un po' più grande di lui che lo difende. Diciamo che si è sentito un po' sollevato, lo invita a una festa, Emanuele continuando ci racconta e ci dice: per me, io non sapevo neanche cosa fosse una festa, per me festeggiare il compleanno significava stare da solo a casa e festeggiare il compleanno. Andai a questa festa e feci una conoscenza, lui conosce lì la droga, inizia a drogarsi, lui è in seconda media. Mamma mia! Molto giovane, inizia a drogarsi, prima con cadenza settimanale, poi diventa qualcosa di quotidiano. Quindi una dipendenza. Sviluppa una dipendenza con tutte le droghe, alcol, psicofarmaci, quando poi, questo fino ai 18 anni, a 16 anni di età, gli accade questo episodio terribile in cui torna a casa dopo l'ennesimo episodio e si droga, fa un'overdose di cocaina, va in overdose e si risveglia dopo in una pozza, la definisce lui, di pipì e sangue, e lì lui si rende conto di aver toccato il fondo. Il suo è stato un percorso molto lungo, un percorso difficile in cui per poter uscire da quella che è la sua dipendenza, di quella che è stata la sua dipendenza, ha dovuto ovviamente entrare in comunità, ha commesso dei reati, quindi furto, immaginiamoci quello che effettivamente poi sappiamo per sentito, però gli capita tutto ciò. Oggi Emanuele però è uscito dalla sua dipendenza. Emanuele ha iniziato a studiare, ha fatto per diverso tempo, ha lavorato con un'associazione qui di Padova, dei clown che vanno negli ospedali per i bambini. Negli ospedali per i bambini, ed Emanuele vuole proprio rendersi testimonianza e lo fa in maniera diretta, come peraltro lo fanno tutti i ragazzi che poi arrivano in fondazione. Quando ci arrivano, se ci arrivano. Infatti, ci sono dopo diversi aspetti che analizziamo insieme. Adesso voglio sentire l'intervento un po' dell'avvocato. Lei, consigliera, intervenga quando vuole, ma anche facendo delle domande. Le do anche spazio libero, perché senza entrare nello specifico. Allora, come inquadriamo questo caso, che è un po' un caso emblematico, infatti, secondo me? E anche il ruolo che adesso non abbiamo più collegati con noi, dei criminologi, esatto, che ruolo hanno? Allora, questo caso, la drammaticità di questo caso pone in luce poi degli aspetti che la nuova normativa è andata a risolvere. La prima cosa che emerge è la scuola. I professori non facevano nulla, lo hanno lasciato solo. Da adesso la scuola sarà responsabile di casi di bullismo e anche qualora non dovesse proteggere il soggetto che viene bullizzato, avrà delle sanzioni, subirà delle sanzioni. Questa è la prima cosa molto importante, perché
si inizierà un fenomeno di protezione nei confronti di questi soggetti. Cosa che prima non era possibile. Prima non era possibile, c'è stata solamente una sentenza del 2017 che ha riconosciuto un istituto scolastico responsabile di mancata vigilanza nei confronti dei bulli e del bullizzato, ma è stato un episodio singolo. Quindi responsabilità oggettiva. Responsabilità oggettiva da parte della scuola, quindi di colpa in vigilando, cioè di controllo nei confronti degli alunni. Questo è molto importante, ovviamente tutto ciò con un ausilio da parte dello Stato in termini di sovvenzioni. Certo, quindi se per far capire ai nostri telespettatori, io genitore mi rendo conto che subodoro, mio figlio può subire atti di bullismo, di violenza varia, e ne informo il corpo insegnante o gli insegnanti, e l'insegnante non fa niente, l'insegnante e a partire dal direttore scolastico diventano responsabili di mancata vigilanza nei confronti della questo situazione. Che dice è molto importante, anche per chi ci ascolta, perché è una consapevolezza di una normativa che è entrata in vigore da pochissimo, ma che c'è. Poi la seconda parte, l'altra cosa che emerge è che lui è scoraggiato perché capisce che nessuno gli potrà dare una mano. Dice solo una solitudine, il vuoto totalmente totale, solo, ripete vuoto la parola pneumatico. solitudine, silenzio, sono solo, la continua a ribadire. Questo perché? Perché, come dicevo prima, nella mente del soggetto bullizzato emerge sempre questo: nessuno farà mai niente, loro non la pagheranno mai. Da adesso in poi invece le cose cambiano, soprattutto nel caso di soggetti minorenni, perché mentre prima non venivano puniti salvo qualche caso di risarcimento danni, e dopo arriveremo anche a questo aspetto, adesso comincia sono appunto, come dicevo, il Tribunale dei minori è obbligato a sottoporli ad un processo rieducativo, ma questo processo rieducativo non sarà un processo molto semplice per il bullo, andrà incontro a delle costrizioni non indifferenti, e soprattutto se poi il giudice che lo ha in tutela riterrà che questo soggetto non ha superato questo periodo educativo, lo può inserire in una comunità, quindi non è più un passaggio molto semplice. Il bullo si deve rendere conto che rischia veramente, perché mentre prima diceva tanto in galera non ci vado, certo, adesso invece nessuno me la farà pagare, adesso la responsabilità che lui si assume è molto elevata. Certo. Poi, per quanto riguarda il supporto psicologico, un'altra cosa molto importante della normativa è che non solo viene fornito supporto psicologico al soggetto bullizzato e alla famiglia del bullizzato, ma anche alla famiglia del bullo, perché non è detto che questa famiglia sia in grado di sapere o che possa conoscere il comportamento del figlio. O voglia, ma spesso magari non era a conoscenza, e il fatto di poter poi gestire un bullo in famiglia non è semplice per nessuno, e quindi un supporto psicologico, sempre con ausilio dello Stato, è stato istituito tramite questa normativa. Che questo è molto importante. Questo è estremamente importante, ma proprio perché perché proprio la norma non è repressiva, come dicevo prima, cioè non è uno scopo solo ed esclusivamente repressivo, ma di reinserimento sociale e di ausilio a tutti i componenti che stanno intorno al fenomeno. Istituzioni. A questo punto qua diventa importantissimo anche il vostro ruolo, perché se questa norma non è conosciuta, perché è anche un deterrente psicologico, se le famiglie non ne sono a conoscenza, che c'è, non lo sapevo, sono ignorante, anch'io non lo sapevo, anche perché fai le ricerche dove puoi farle, e i mezzi anche di informazione a disposizione non sempre possono essere esaustivi al riguardo. Se la scuola, magari gli insegnanti stessi, non lo so, e neanche il bullo o il bullizzato lo scopri quando succede il fatto, e quindi certo. Una cosa è sapere che c'è una sanzione, che c'è tutto un percorso, che può essere un deterrente importante, poi anche ci dirà lei, dottoressa, fino a che punto nella mente di questi ragazzi può servire oppure no, questo non lo so, però le istituzioni hanno un ruolo, cioè divulgare, diffondere, far cultura del fatto che esiste una norma e che quindi questa deve essere applicata. Certo. Oltre a essere applicata, deve essere conosciuta, perché ancora prima di tutto questa, soprattutto questa che è del giugno 2024, quindi si parla di 3 mesi fa praticamente. Sì, sicuramente noi abbiamo questa incombenza che deve essere appunto divulgata e portata ovunque veramente, perché ci sono questi casi che noi non conosciamo ma che devono emergere, ma al di là di questo il bullo deve essere consapevole a cosa va incontro. L'avvocato ha detto non è una passeggiata quella che ti aspetta, un po' come quando ti tolgono la patente, no? È una passeggiata quella che ti aspetta quando devi recuperarla, facciamo l'esempio non per
banalizzare, No, però è chi vero. ci ascolta non magari... solo lui, ma anche la sua famiglia, quindi sono certo. coinvolti tanti soggetti, che non è solo il singolo, ma anche tutto quello che gli sta intorno. E questo deve essere anche un modo per dire sì, ok, mi blocco perché anche la mia famiglia potrebbe avere, di conseguenza deve essere valutato, come si diceva prima, tutto il contesto familiare. Certo. Oltretutto anche socialmente può essere una cosa insomma spregevole, non certo così. Allora, dopo torniamo con lei, dottoressa, per inquadrare meglio questa fattispecie, tutto, però abbiamo lì brevissimo intervallo pubblicitario e quindi restate sempre con noi, pochi secondi e vedremo.